de settembre, not e di, già essa vi, sotsura in lì. Settembre è il mese in cui cade l'equinozio di autunno. Come sappiamo l'equinozio è il giorno in cui il dì e la notte hanno la stessa durata, giorno che può variare intorno a questi giorni 20, 21, 22, 23 settembre. Quest'anno sarà domani appunto il 22, quindi oggi il 21 è stato l'ultimo giorno completo d'estate. E appunto questo proverbio che ho trovato nel vocabolario di Francesco Cherubini, cercando qualche proverbio un po' nuovo, almeno per me, che li conosciamo tutti a memoria, ci dice appunto la stagione in cui ci troviamo, questo cambio di stagione. Però il 21 settembre, che oggi, è anche il giorno di San Matteo. San Matteo, santo molto famoso perché apostolo ed evangelista, che i milanesi, come spesso accade per alcuni nomi, Matteo, c'è dentro la parola mat, e una qualche volta si dupera per del mat un po' eveni. Non si offendono in Matteo, ce ne sono tanti in giro, c'è anche l'Ebeato, sono quelli modi bonari per dire, no? Infatti lui dice nome proprio che si usa per in scherzo per Matt, ma ovviamente Matteo è un signor nome, ci mancherebbe beato, anche perché diciamo appunto è un nome evangelico molto importante. A me fa venire in mente uno dei quadri più belli che secondo me esistono, che è la famosa vocazione di San Matteo di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, conservato nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, in cui c'è il famoso una figura di Gesù che col dito indica Matteo, che è il banco delle imposte, lo chiama. E sempre il Cherubini ci dice di una tradizione che avevano i paesani, i contadini. Fai l'emozione di San Matteo, dice presso i contadini della Brianza, seminare una manciata di frumento a onore di San Matteo e nei giorni prossimi alla ricorrenza della sua festa, per impetrarne buon raccolto. Come abbiamo già visto tante volte, nella cultura contadina dei secoli scorsi i santi sono sempre stati importanti, ognuno aveva la sua caratteristica, ecco che appunto a San Matteo dedicavano questa semina, chiaramente di qualche manciata di frumento, era un gesto simbolico di devozione in onore di San Matteo. Quindi oggi queste due ricorrenze, questi due momenti, per dire che settembre non è ancora finito, ma sta terminando l'estate e cominciamo l'autunno, e sem che a settembre note di proprio lì, se in gli stessi tempi in cui tranquillo umano. Recordemos de setembro, recordemos de San Matteo e se vediamo la prossima volta.